si aggrava il bilancio complessivo dell'incidente stradale che in Croazia ha visto coinvolti un gruppo di amici che stavano rientrando a Piove di Sacco in provincia di Padova e Campolongo Maggiore nel Veneziano dopo una settimana di vacanza. Mano a mano che arrivano maggiori informazioni sullo schianto, si apprende che, oltre alla morte di Andrea Bellingardo, che avrebbe compiuto 20 anni tra pochi giorni, tutti gli altri 7 ragazzi hanno avuto bisogno delle cure mediche. 3 di loro, 2 ragazzi e una ragazza di Campolongo, gli altri 5 di Piove di Sacco. A bordo della prima auto 4 giovani e dalle prime ricostruzioni sembra che alla guida ci fosse proprio Andrea, mentre gli altri 4 erano nella seconda auto che seguiva a breve distanza. Improvvisamente lo scontro frontale con un'auto condotta da un 52enne francese e la macchina che segue, che non riesce a evitare l'impatto con il mezzo degli amici. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto gli occupanti dalle auto, trasferiti poi tutti in ospedale a Zara. 4 sono stati dimessi dopo poche ore, mentre le condizioni sembrano più gravi per 2 ragazze. Per ricostruire la dinamica dovranno essere ascoltati tutti dalle autorità croate e solo dopo si potrà organizzare il rientro della salma di Andrea a Corte, frazione di Piove di Sacco, dove viveva con la famiglia, e il viaggio di ritorno a casa degli altri amici.